2, 1. Siamo qui col dottor Modolo, funzionario della Regione. Oggi c'è un importante convegno di Federsanità Veneto. Si discute del futuro del welfare, dei servizi sociali, con commistione tra pubblico e privato. Cosa possono chiedere i comuni, cosa può fare la Regione per sfruttare positivamente questi cambiamenti in atto? Diciamo che il modello culturale un po' in Regione Veneto deve anche cambiare. La sussidiarietà orizzontale è uno degli elementi importanti che la Regione e i comuni devono tendere. Io credo che il confronto tra pubblico e privato sia importante, il pubblico non deve perdere il controllo e il privato potrebbe fare la gestione. Ci sono tante cose in piedi, tanti progetti in piedi. Io credo che stiamo portando avanti, porto uno degli esempi più importanti, è quello anche delle IPAB del Veneto, che per la prima volta dopo 100 anni dalla legge Crispi si è cambiato il bilancio delle IPAB e quindi da un bilancio finanziario si è passato a un bilancio economico, patrimoniale, civilistico. Questo è un passaggio fondamentale e l'obiettivo potrebbe essere anche quello di trasformare le IPAB. È vero che da 16 anni c'è in piedi la riforma delle IPAB, però passo e tassello dopo tassello stiamo andando a cambiare le IPAB. Uno dei nodi più critici è appunto anche la compartecipazione delle rette, che è anche collegato al discorso della riforma delle IPAB. Come risponde la Regione, visto che si chiede, chiedono sia le associazioni comuni che le famiglie stesse di aumentare la propria quota base? Ma questo è un percorso che ormai è già arrivato alla fine. Ormai da 2 anni noi stiamo dicendo che la compartecipazione delle famiglie per alcuni casi è fondamentale. Altre regioni vicine alla nostra, ad esempio l'Emilia Romagna, per i disabili paga 9 euro al giorno per i servizi di vitto e trasporto. Credo che noi con una proposta che avevamo fatto di 30, 60, 90 euro al mese sia solo l'inizio. Credo che ormai ci sono pochi che si lamentano nella compartecipazione. Credo che tra poco tempo riusciremo ad attivare anche questo sistema. Perfetto, la ringrazio.